Noi tanto stavamo chiacchierando fuori onda, non ci sono proprio queste persone, segretario, qual è il problema? Non ci sono giovani, non è vero che i giovani non abbiano voglia di lavorare, perché in realtà bene o male, più tardi rispetto alle generazioni precedenti a lavorare devono andarci, è che certe professioni non sono più appetibili. I giovani hanno voglia di lavorare come hanno avuto i giovani di tutte le generazioni precedenti. Dipende molto dalle condizioni e dalle opportunità e dalle modalità che vengono anche proposte. Ma questo è un lavoro vocazione. E offerte, ovviamente è un ragionamento che vale in generale, dipende molto dalla condizione di lavoro, dal percorso di rapporto che viene proposto e dalle condizioni materiali. Ma dov'è il problema qui in questo caso? Qua a me pare che il problema sia un ritardo grave nella programmazione dei fabbisogni professionali che si potevano immaginare, si potevano costruire molto tempo fa. Ora i nodi sono venuti già al pettine, per cui è difficile intervenire, c'è una problematica oggettiva. Da questo punto di vista, per non fare ragionamenti astratti, e siccome una delle parti importanti che l'ultima delibera fatta dalla Regione stabilisce, costituendo una cabina di regia apposta per la definizione dei nuovi standard organizzativi e di personale nelle case di riposo, io credo che sia importante riparare a un grave errore che è quello del non coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dentro quel tavolo di confronto, dentro quella cabina di regia, per condividere insieme quali sono le problematiche e trovare insieme quali sono le soluzioni possibili nell'immediato e anche in prospettiva, perché abbiamo anche un problema di prospettiva. Continuiamo a parlare di quello che succederà fra qualche anno, ma se non si interviene in modo strutturale sulla definizione dei nuovi fabbisogni professionali e di organico e soprattutto sui percorsi, sull'intervento di rafforzamento dei percorsi formativi, fra un paio d'anni ci troveremo in una situazione peggiore di quella di adesso. Però, se mi permette un ragionamento più complessivo anche rispetto alle tante osservazioni che sono state fatte, sicuramente oggi abbiamo due urgenze rispetto a questo ambito di approfondimento. La prima è quella che è già stata detta: qua siamo in presenza di aumenti delle rette degli ospiti nelle case di riposo. Adesso sentiremo la Presidente cosa ci dice a questo riguardo. Che sono già stati prodotti in diverse strutture, che probabilmente arriveranno in quasi tutte le altre e che sono insostenibili per la maggior parte degli ospiti e degli anziani che sono in queste strutture, in queste case di riposo. Per cui noi ribadiamo l'invito forte alla Regione a trovare il coraggio di prendere dei provvedimenti nella legge di bilancio che è in fase di apertura di discussione in Consiglio regionale, perché vengano trovate le risorse rispetto alla copertura di questi aumenti che riguardano le case di riposo, poi riguardano gli asili nido, riguardano anche allora fermiamo questo capitolo qua, dopo l'altro velocemente, che così ho dato la risposta. Sì. L'altro qual era? O lo dice dopo? No, l'altro è la riforma complessiva e la riorganizzazione complessiva del sistema di residenzialità. No, ma lì dopo lo affrontiamo, che dedichiamo il capitolo. Il Presidente e poi in battuta la Vicepresidente che ci segue. Queste benedette rette delle case di riposo, cioè queste cifre che bisogna tirar fuori mensilmente, annualmente, con questi rincari, poi vediamo anche, sentiremo con le strutture perché sono stati importanti, sono dovuti fare questi rincari, anche se a ragionamento comprendiamo tutti il perché. Non si può integrare l'importo, non si può in qualche modo sopperire, perché non sono veramente insostenibili per molti pensionati. Teniamo conto che la media delle pensioni, e i dati sono stati fatti tanto dalla CGIL quanto dalla CISL, in Veneto non è così alta, non abbiamo pensioni altissime, quindi bisogna trovare, in proiezione futura, i baby boomers l'avranno ancora più bassa. Sì. Per rispondere a questo, un passaggio veloce a beneficio di chi ci ascolta. Come viene strutturata la retta che si paga quando una persona anziana entra in casa di riposo? È composta in particolare di due parti. Una prima è la quota sanitaria che la mette la Regione attraverso il Fondo Sanitario Regionale, e l'altra è la quota sociale che viene pagata dalla famiglia, o nel caso in cui la famiglia non abbia un reddito sufficiente per poterla sostenere, interviene il Comune che ha la
competenza per la parte sociale. L'intervento che abbiamo fatto, che secondo me è molto importante a luglio e che andrà in scia poi con quello che faremo con l'approvazione della riforma delle IPAB, ma secondo me è bene che sia una riforma di tutti i centri servizi e che dia un nuovo impulso ai centri servizi per motivi che magari dopo potremo approfondire, ma sto sulla domanda. Quello che abbiamo fatto di dedicare 148 milioni in più in 3 anni tra il 2022 e il 2024, questi sono soldi in più che arriveranno nei centri servizi per anziani, che prima non c'erano, che avevano comunque i posti autorizzati e ospitavano probabilmente degli anziani a libero mercato, quindi alla quota massima prevista per l'accesso, e quindi questo dà anche un po' di aiuto al tema dei grandi costi che stanno subendo questi servizi da tantissimi mesi. Lo abbiamo visto in tante occasioni, e chi li segue li sente tutti i giorni, che è un tema secondo me anche assolutamente nazionale, rispetto al quale ci dovrebbe essere una presa di posizione un pochettino più forte da parte del governo. Perché quindi il governo potrebbe intervenire. Il fondo sociale che mette lo Stato è in una quota assolutamente minoritaria rispetto a quella che mette la Regione del Veneto. Il fondo non autosufficienza della Regione Veneto è circa 770 milioni e quello dedicato agli anziani sono circa 530 milioni, prendeteli un po' grossolanamente questi dati. L'intervento del Fondo Sociale Nazionale è di circa 60-70 milioni, dipende dagli anni. Comunque noi in bilancio, che inizieremo domani la discussione proprio del bilancio, inseriamo una previsione nuova che spesso ci veniva anche in qualche modo suggerita, richiesta negli anni anche dalle realtà, in particolare le realtà pubbliche, le IPAB pubbliche, le case di riposo pubbliche, e cioè la riduzione la riduzione dell'IRAP, dell'imposta che è stata ridotta, che la riduciamo portandola allo stesso livello delle case di riposo private. Le IPAB pubbliche pagavano fino al 2022 l'8,5%, tra l'altro sul costo del personale, le case di riposo privato pagano il 3,9%. Abbiamo istituito un fondo di circa 9 milioni e 8 più o meno, che permette di ridurre l'IRAP alle case di riposo pubbliche portandole dall'8,5 al 3,9. Quindi ecco, questo si aggiunge, cioè sono tutti tasselli, no? Potremmo andare anche indietro nel tempo e raccontare. No, ma è più che altro in proiezione in avanti, perché dopo è la situazione che si palesa da qua in avanti. Io dicevo anche, stavo parlando di baby boomers, perché come si diceva, interveniamo con questi fondi di 148 milioni nei 3 anni in più, quindi queste sono risorse pubbliche fresche in più che entreranno nei centri servizi, la riduzione dell'IRAP e poi seguirà il nostro PDL, che l'ha detto la Bigon prima, il PDL 6, che è stato depositato a inizio mandato e prevede anche, tra le varie cose, una previsione delle IPAB come APSP, aziende pubbliche di servizi alla persona. Chiaro. Avete fatto dei ritocchi? E necessitati da che cosa? Cioè non è una colpa, cioè una domanda, perché non si conta con quello che aumenta l'energia e tutto. Cioè qualche struttura ha già messo mano, ha già fatto degli adeguamenti di rete, però è ovvio che dovremmo tutti, chi più chi meno, mettere mano a una percentuale di aumento, perché il tasso inflattivo si sa qual è, cosa sono i consumi energetici oggi e quelli che ci sono stati nell'ultimo anno, lo sappiamo tutti, perché una struttura per anziani è un condominio fatto di famiglie come siamo noi tutti. Quello che noi vediamo sul carrello della spesa in casa di riposo è nei nostri carrelli. L'energia, quando è freddo dobbiamo riscaldare molto, quando è caldo dobbiamo raffreddare molto, quindi noi siamo il combinato disposto, è evidente. Però io voglio dire due cose, perché vorrei che poi i telespettatori, siamo qui per fare anche un po' di cultura, è giusto farla. I telespettatori devono sapere due cose. Il primo, le strutture per anziani, piaccia o non piaccia, va detto e va denunciato, non hanno ricevuto un contributo dallo Stato in 3 decreti di sostegni economici per le dinamiche dell'energia. Ma dalla Regione sì, però. Dallo Stato. Dallo Stato no, ma dalla Regione. Lo Stato ha pagato
di tutto e di più, ha pagato i musei, ha pagato un'infinità dal turismo, noi non abbiamo avuto un centesimo di sostegno. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo, non abbiamo avuto un sostegno. Nel PNRR le strutture per anziani, oggi la risposta più vera alla non autosufficienza non assistita a domicilio, non hanno ricevuto un centesimo. Un centesimo. Noi siamo fuori dal PNRR, secondo paese più vecchio al mondo. E questo non ne parla fondamentalmente nessuno. Siamo in crisi di personale. È vero che la Regione ha programmato di mettere delle risorse ed altro, ma il problema vero è che già oggi noi abbiamo posti vuoti, abbiamo una domanda, una pressione che non è mai stata così alta come in questo periodo. Posti vuoti nel senso che ci sono stanze vuote? Certo, noi abbiamo posti letto vuoti perché non riusciamo a dare risposta col personale per coprire i posti. Quindi in questo momento, se noi anche finanziamo altri posti, stiamo finanziando luoghi vuoti. Perché noi, ripeto, oggi sembra paradossale quello che sto dicendo, ma guardate che è vero, noi abbiamo strutture con nuclei chiusi perché non c'è il personale per garantire l'assistenza. Noi non apriamo per gonfiare le borse e dare cattivi servizi, siamo responsabili. Ricordo che il Veneto è la prima regione d'Italia dove il combinato disposto tra pubblico e privato sociale, che io considero comunque un soggetto che non mettendo finalità di lucro svolge un servizio pubblico. È come se paragonassimo le scuole materne paritarie alle scuole pubbliche. Il servizio pubblico è. Siamo la prima regione d'Italia. Considerate che nelle altre regioni d'Italia questo è un parametro assolutamente più basso, soprattutto se andiamo dal centro al sud. Ma detto questo, io non voglio essere preso per... Guardate che potremmo fare tutte le riforme, potremmo scrivere montagne di carte, ma sapete cosa succede quando tutti andiamo a casa stasera? Che noi, come arriviamo in struttura, troviamo le coordinatrici che ci dicono noi non siamo capaci di fare i turni della settimana prossima. Sapete cosa vuol dire? Non ne parliamo tra 2 anni, non siamo capaci di fare i turni per la settimana prossima. Chiaro. Quindi ci dice dove ci stringiamo, perché se non abbiamo forza lavoro, questo deve essere un tema. E guardate, io non so dove ha sbagliato, chi ha sbagliato, qui buttare le colpe negli altri. Io dico solo una cosa, faccio una domanda ai telespettatori e so, come se li vedessi tutti, alzi la mano ogni telespettatore che ha l'ambizione che suo figlio o sua figlia faccia l'operatore sociosanitario. State sereni che nessuno dei telespettatori o pochissimi stanno alzando la mano. Quindi noi abbiamo bisogno, e chiudo, noi abbiamo bisogno, prima il segretario Aciri citava la ricerca di Venezia, dove è stato detto anche che in 10 anni abbiamo perso il 50% dei caregiver. Cioè noi continuare ad insistere in un mondo, un anziano non autosufficiente a casa, senza il supporto familiare, non può reggere. E chiudo. 8 miliardi è questo mondo di gente. Ci rendiamo conto che noi abbiamo bisogno e accettare il fatto che per assistere i nostri anziani dobbiamo fare un'immigrazione guidata. Guardate cosa abbiamo fatto in 1 anno e mezzo con gli infermieri. Sono arrivati tutti controllati, organizzati. Quindi bisogna cercare di aumentare questo, non è stato chiarissimo. Voglio sentire anche il dottor Toso a questo riguardo, così perché dopo abbiamo anche la pubblicità. Prego, lei come la vede? È stato molto ha puntato l'attenzione su un aspetto. Ma io credo che sia necessario. Riallacciandosi al discorso anche delle rette, dei rincari. Allora, innanzitutto io direi che in questo momento non c'è qualcuno che possa tirare fuori i soldi. Perché fra l'altro, ripeto, non servirebbe, se noi oggi avessimo più soldi per pagare gli infermieri, li porteremo via al servizio sanitario e non otterremo niente. Manca proprio la persona. Allora, quindi il problema è proprio questo. Io condivido in parte il fatto che nessuno possa avere la vocazione di fare questo lavoro. Secondo me, forse una narrazione che parla delle residenze come un luogo di servizio alla famiglia, perché di questo stiamo parlando, se le residenze sono un luogo di servizio alla famiglia, sono un luogo di coesione sociale, allora penso che un tessuto sociale
che non ha un'attenzione anche a questo tipo di professionalità avrà una disgregazione, perché i ragazzi si renderanno conto che la famiglia non potrà sostenere il nonno, non potrà dare una mano perché nessuno è in grado di farlo. E chi si occupa di questo? Gli altri chi sono? Gli altri siamo noi, Gli altri siamo noi. Quindi questa narrazione, io credo che questa narrazione vada fatta, perché va recuperato questo sistema del tessuto sociale, perché altrimenti lavorare sulla disgregazione non servirà a nessuno. Chiaro. Vicepresidente, ci ha seguito, che cosa può dire al riguardo, alla luce anche di quanto è stato esposto, che poi avverrà anche in Consiglio regionale, e delle problematiche che hanno annunciato le strutture? Allora, noi in Consiglio regionale porteremo in bilancio una richiesta di fondi per le case di riposo, perché è vero che manca il personale, è vero che dobbiamo rendere più attrattiva la figura, è vero che ci sono dei posti liberi, ma noi abbiamo un'emergenza che sono l'aumento delle rette che dobbiamo assolutamente bloccare. Mi ha segnalato proprio qualche giorno fa una familiare che è familiare all'interno della casa di riposo, pagherà 6,5 euro in più a partire da gennaio. Allora, se pensiamo che nel Ricco Veneto una famiglia su 4 non riesce a avere una spesa straordinaria di circa 800 euro all'anno, io credo, visti i redditi anche bassi, credo che non possiamo permetterci di avere aumenti così alti per quanto riguarda le rette. Le famiglie non riuscirebbero in buona parte a sostenerne l'aumento, quindi con disagio e tutte le conseguenze. Noi dobbiamo investire molto di più, quello che è stato investito non è sufficiente. Il personale è un problema enorme, la programmazione degli ultimi 15 anni non è stata corretta, dobbiamo fare in modo che la prossima, quella dei prossimi 15 anni, sia adeguata, e quindi iniziamo subito nel cercare di porre in essere tutte quelle condizioni a partire dalla riforma, che è fondamentale, tutte quelle condizioni necessarie per fare in modo che questo servizio fondamentale per la nostra società e per le nostre famiglie vada avanti nel miglior modo possibile. Io credo che insomma non possiamo fare altro che investire molto di più e crederci. Certo. Presidente, questa benedetta riforma, perché se ne parla da tantissimo tempo, come mai è stata portata sempre più avanti e non si è ancora arrivati? Ed è veramente la soluzione di molti mali? Ce l'ha detto un pochettino Volpe prima, secondo me, che è una parte esterna alla parte politica. La riforma la faremo, sarà anche il frutto non soltanto del PDL che è stato depositato nel 2020, ma anche il frutto dell'esperienza che abbiamo vissuto negli ultimi anni, che ci può anche dire qualcosa anche in più rispetto a quello che può essere la riorganizzazione dei centri servizi, che giustamente devono essere servizi residenziali, ma è giusto tener conto anche che sono anche servizi che stanno già dando oggi dei servizi anche territoriali ed esterni. Prima la mia collega Bigon parlava degli errori della programmazione, secondo me sono quelli nazionali, perché se parliamo di quelli regionali sugli OS che sono la competenza regionale, io so che negli ultimi anni la nostra è sempre stata una programmazione triennale, quindi una programmazione strutturata sul fabbisogno, e che il problema non è stato non aver previsto il numero corretto di persone da portare a abilitarli per fare gli OS, ma il problema è quello che hanno detto chiaro e forte e gli operatori che sono sul campo tutto il giorno, che non ci sono persone che si iscrivono ai corsi. Abbiamo fatto tutte le semplificazioni che si diceva prima, però è un tema di approccio culturale e di rendere attrattivo culturalmente ancora questa professionalità che sicuramente può dare tanto. Sul tema delle tariffe, se mi permette, porterei anche un'altra tabellina che ha messo sempre il capitoletto del studio dell'OASI, della Bocconi, che parla proprio delle tariffe, quelle sanitarie, non quelle sociali che sono a carico della famiglia, quindi quelle che mettono le regioni. Ha fatto uno studio su alcune regioni solo, e teneva conto per il Veneto della tariffa precedente, che era quella dei 49 euro, che abbiamo portato da luglio a 52 euro, e quindi siamo la regione che mette la tariffa più alta. Tra altre regioni come ad esempio l'Emilia Romagna, che è circa il 48,5 euro al giorno per ospite, la Lombardia 41,5 euro, il Piemonte 44,57 e la Toscana 44,42.
quindi tenendo conto del fatto che la copertura del fabbisogno della popolazione non autosufficiente maggiori di 75 anni per case di riposo per la nostra regione è superiore rispetto a quelle altre realtà territoriali, ma anche il tema della partecipazione pubblica per la parte sanitaria, che è quella che mette la regione, è comunque una tariffa che si assesta tra la più alta a livello regionale. Dopodiché lo sappiamo bene che i problemi grandi sono quelli che hanno sballato i conti economici delle case di riposo, i costi energetici, i costi delle materie prime e tutti gli aumenti che loro hanno subito e che continuano a subire, che ti sballano quello che è un bilancio di gestione che era assestato in altre condizioni. E l'altra emergenza, la vera emergenza, sicuramente è quello del tema del personale, che sconta anche il fatto che la competenza non è soltanto regionale, ma molto spesso è anche e in modo significativo anche nazionale, rispetto alla quale le regioni tutte insieme, perché il problema ce l'hanno tutti, hanno fatto varie richieste anche a livello nazionale, ancora anche negli anni precedenti, anche col governo precedente, ma al di là di entrare sugli aspetti politici, ecco, secondo me è bene che ci siano, perché quello che diceva il dottor Toso, e cioè il fatto che loro hanno fatto gli accordi integrativi, dei contratti collettivi integrativi per riuscire a dare un qualcosa maggiormente qualitativo, loro lo possono fare perché sono realtà privata, e allora è bene che anche i pubblici abbiano queste possibilità. Segretario, è questa la questione sostanzialmente? Anzi, quelle due questioni. Com'è? Vi saluto, mi devo scollegare, certo. Vi saluto e ringrazio tantissimo. Allora, noi ringraziamo tantissimo la vicepresidente Anna Maria Bigon della Quinta Commissione, la ringraziamo di aver partecipato. Allora facciamo così, prima di dare la parola alla segretaria andiamo in pubblicità, poi ritorniamo dalla pubblicità, facciamo ancora un giro perché così chiudiamo alcune questioni, quindi ci ritroviamo su questi temi a tra poco.